Buonasera e bentrovati a Tutt'Oggi Attualità. Nella puntata di oggi un argomento molto discusso e da parecchi anni ormai. Mi riferisco al progetto di realizzazione di un impianto per la rigassificazione nell'Alto Adriatico. Rigassificatori offshore o meglio in mare, terminal nel porto di Capodistria o Azaule. Quale che sia la sua conformazione e locazione, il rigassificatore fa discutere per la sua pericolosità in caso di incidente, ma anche in termini di impatto ambientale. Ed è proprio questo l'aspetto che esamineremo oggi assieme al nostro ospite, il biologo Gorazd, dell'Ente per la tutela sanitaria di Capodistria. Buonasera signor Pretnar. Buonasera. Prima di tutto vogliamo analizzare un aspetto, se vogliamo quello più recente. Lei la settimana scorsa ha indirizzato nell'ambito anche del gruppo Alpe Adria Green una lettera a varie istituzioni politiche, sia italiane che slovene, per quanto riguarda l'impatto ambientale. Lei ha definito questi studi che sono stati compiuti fino ad ora profondamente sbagliati. Perché? Qual è il problema? Alpe Adria Green je nevladna organizacija. Alpe Adria Green è un'istituzione extragovernativa, il nostro istituto invece è un'organizzazione governativa, ma abbiamo deciso di collaborare per esaminare dettagliatamente la documentazione in base alla quale questi terminal sarebbero stati poi progettati. Devo dire che prima di continuare dobbiamo fermarci un attimo su alcuni punti delle leggi europee che sono in vigore in tutti i paesi europei. Quando un impianto viene progettato bisogna realizzare tutte le valutazioni del suo impatto ambientale e uno dei punti più importanti di queste leggi è proprio la questione se questo nuovo impianto avrà degli influssi negativi sulla salute delle persone. Il nostro istituto, che è un istituto per la tutela della salute di Capodistria, ha deciso di inserirsi in questi studi proprio dal punto di vista della tutela della salute delle persone che qui vivono. Da un anno e mezzo ho visitato il Ministero dell'Ambiente, ho parlato con i colleghi di Lubiana con l'intento di ottenere una risposta alla domanda di quanto approfonditi sono stati gli studi sull'impatto ambientale per questi i gassificatori, sia l'offshore che quello di Azaule, quali saranno le influenze che potranno avere sulla salute delle persone. In questo ho posto una domanda basilare che ogni biologo, ogni scienziato deve porre. Quindi anche noi viviamo in un ecosistema, forse anche in più ecosistemi, e dobbiamo chiederci quale tipo di genere di essere vivente è la portatrice in questo ecosistema. Qui in questo caso è suonato un campanello d'allarme perché i colleghi da ambo le parti del confine e anche i burocrati europei sono stati d'accordo sul fatto che è una condizione prima la tutela dei pesci, perché sono questa la specie portatrice di questo ecosistema. Ma io invece mi sono basato su un'altra cosa, perché questa è una pietra che non può reggere una costruzione del genere. I pesci in effetti non sono la parte portante di questo ecosistema. Forse qui approfondirei un attimo questo tema, perché proprio comprendendo questo punto, questo problema e l'ecosistema di per sé, quale è la specie portante, è importante proprio per riuscire a capire le conclusioni alle quali siamo giunti. Ecco, se posso proprio in questo frangente una domanda concreta. Il discorso dei pesci che sono stati individuati come organismi direttamente interessati dai rigassificatori, dal processo di rigassificazione, perché il Ministero, da una parte, le altre istituzioni che hanno svolto questi esami, secondo lei hanno preso proprio i pesci
come organismo principale di studio? Perché non altre questioni legate all'ecosistema? Secondo lei è stato pilotato il discorso? Si è voluto chiudere un occhio, voltarsi dall'altra parte e non vedere la realtà, oppure semplice ignoranza? Vse našteto je mogoče. Sì, è possibile tutto quello che lei ha detto. Io non ho voluto spiegare troppo a lungo per poter cercare le ragioni per le quali questo errore si è intrufolato Però mi sono stupito del fatto che tutti uno dietro l'altro hanno accettato queste conclusioni che sono un non senso. Tutti sappiamo che aspetto ha un oggetto del genere, e quindi noi possiamo dire che se in un bosco dove ci sono più alberi di pino, diremo che la specie portante è il pino. Se si divide con una quercia, allora la divideremo in due parti uguali, questo rischio. Se noi invece togliamo una di queste piante, cambieremo drasticamente l'ecosistema. Quindi se togliamo per esempio le querce, l'ecosistema cambierà. Se l'uomo non interverrà, qui l'ecosistema cambierà totalmente e quindi vedrà prevalere i pini. Ciò non accadrà se noi toglieremo un'altra pianta che è presente in misura minima. Quindi tornando al mare, al ecosistema del mare, e ci chiediamo qual è la specie portante che è la più importante e che ha la sua influenza basilare nel mare, come per questo caso che abbiamo preso come esempio la quercia nel bosco. E quindi secondo la mia valutazione, anche secondo tutto quanto è stato scritto su questo tema finora, posso dire chiaramente senza ritegno che il plankton è il gruppo portante e che è quello che influisce in maniera determinante sull'ecosistema del mare. Se nell'Adriatico del Nord togliamo i pesci, l'ecosistema non si modificherà come nel caso della pianta tagliata nel bosco, ma se noi togliamo qui il plankton, allora qui avremo delle grosse modifiche. Ecco, se vogliamo analizzare, senza entrare troppo nel dettaglio, per rendere anche più fruibile la discussione, il viroplankton, cos'è, che tipo di organismo e perché è tanto importante e quanto ce n'è nel mare? Questo settore, questa zona ha una decina, quindicina d'anni di ricerche certificate. Penso che ci sia un signore di Pescara che ha anche preso un premio per studi effettuati su questa parte di mare, un oceanografo molto importante, uno scienziato che non so perché non è mai stato invitato a collaborare a questa valutazione, sarebbe stato un punto molto importante. Il plankton, il viroplankton, è composto da più specie di virus. Tra questi ci sono i batteriofagi. I batteriofagi sono i virus maggiori di quelli che sono noti all'umanità e, come la maggior parte delle persone sa, questi virus non sono in grado di moltiplicarsi da soli, ma devono sempre trovare per la loro moltiplicazione una cellula che li ospiti, poter essere una cellula di una pianta, di un animale, quindi parliamo di plankton, di fitoplankton, di quello che si progredisce e si moltiplica grazie alle piante, perché le piante, le cellule delle piante sono quelle che li ospitano. Lo stesso nome, batteriofagi, significa che si tratta di un stretto collegamento tra virus e batteri. Questi virus batteriofagi quindi inietta il proprio materiale genetico, controlla questo
batterio, e sotto questo controllo si sviluppano poi tutte le sue parti componenti, e quindi l'ultimo punto è proprio l'uccisione di questa cellula. Può nascondersi in queste cellule per un determinato periodo, e questo dipende proprio dal suo orologio biologico. Come lei mi ha domandato, stupirà molto gli ascoltatori il fatto che ci sono 3 miliardi e mezzo di virus in 1 litro d'acqua di mare, quindi praticamente a prescindere se prendiamo un campione nell'Adriatico del Nord oppure in qualsiasi altro oceano o mare, quindi il plankton è presente ovunque. I rigassificatori entrerebbero in gioco in questo discorso? I viroplankton risentirebbero appunto dell'influsso di questi rigassificatori perché? Verrebbero in qualche modo distrutti dalla presenza dei rigassificatori, o cosa accadrebbe? Secondo quanto ne so, la struttura dei gassificatori usufruirebbe per il riscaldamento di questo gas liquefatto l'acqua di mare. Quest'acqua di mare che correrà in tubature, ogni minimo oggetto che cade in mare in pochi mesi, in pochi giorni addirittura viene decomposto, e quindi anche questo interno dei tubi in un periodo molto breve sarebbe poi vedrebbe una presenza di moltissimi animaletti, gamberetti, varie spugne, alghe, e quindi la qualità di questi tubi diminuirebbe, e anche l'afflusso del mare verrebbe ostacolato. Quindi da questi progetti poi ci sarebbero delle sostanze contenenti cloro, quale biocida, per poter mantenere aperte queste vie, quindi impedire che questi animali e queste piante si annidino nei tubi. Secondo i dati di questa deposizione si tratta annualmente circa 80 tonnellate di sostanze che porterebbero senz'altro all'uccisione dei virus o dei batteri, quindi se manca l'uno viene a mancare anche l'altro, quindi il viroplankton verrebbe distrutto e distruggerebbe anche le altre forme di plankton presente, non soltanto il viroplankton. Il viroplankton ha un'influenza molto forte sul sistema, sull'ecosistema marittimo. Devo dire che già l'acqua meteoritica porta in mare molti batteri, molti organismi che sono tipici per gli ecosistemi della terraferma. Ci sono molti di questi batteri patogeni, e il mare proprio con queste sue circolazioni di ossigeno e di altri elementi renderebbe possibile una buona areazione e anche la possibilità di un loro sviluppo molto intenso. Ma grazie al cielo in 40-48 ore tutti questi batteri in un'acqua così concentrata con 3 milioni e mezzo di plankton non possono sfuggire ai batterofagi, che li usano proprio per potersi moltiplicare e crescere, e quindi questi batteri patogeni che sono tipici della terraferma non potrebbero trovare posto nell'ecosistema marittimo. Quindi, se ho capito bene, se non ci fossero questi viroplankton, il problema al quale andremo noi incontro per via dei rigassificatori, per questo processo che avviene nei rigassificatori, in pratica si presenterebbe un boom di cosa? Di agenti patogeni o comunque di malattie? Oppure della distruzione dei fondali marini? Il viroplankton non è presente soltanto in superficie, ma lo troviamo in tutto il mare, quindi anche a migliaia di metri di profondità, quindi molto specifico. Qui abbiamo posto un'altra questione alla quale possiamo anche speculare, ma queste speculazioni possono avere anche delle basi molto molto salde. Quindi noi poniamo
un'ipotesi operativa per ulteriori ricerche che potrebbero svolgersi proprio dopo che questi impianti siano stati sistemati in un sistema marittimo. Questo significa gran lavoro dei laboratori, gran lavoro anche nella stessa zona di mare controllata. Quando si arriverebbe ad un svuotamento dell'ecosistema, quindi con l'eliminazione del plankton, sia il viroplankton, anche le altre specie, quelle del fitoplankton, degli altri tipi che sono presenti, avremo un posto, praticamente uno spazio vuoto che, stando alla temperatura, favorirebbe lo sviluppo di forme microbiologiche che giungerebbero in mare tramite la canalizzazione, con la pioggia oppure con l'acqua che viene emessa dalle navi. Esse in uno spazio così vuoto troverebbero delle condizioni favorevoli, una o più forme di organismi patogeni potrebbero svilupparsi in maniera abnormale e quindi minacciare non soltanto la salute dei bagnanti. E qui è importante dire che in una giornata di sole dal mare continuamente si hanno questi il mare naturalmente ossida e quindi fuoriescono sotto forma nell'aria dei batteri. Sono batteri che noi respiriamo, lo respiriamo noi, lo respirano i bambini. Quindi nel Golfo del Messico, che è un mare molto giovane, dove si è insediato uno di questi batteri che è molto vicino al batterio che causa la tubercolosi, non è così aggressiva, ma hanno trovato i colleghi in Texas degli anticorpi contro questo batterio, addirittura 200-300 metri nell'interno, perché lo cercavano nelle immediate vicinanze. Hanno trovato questi anticorpi in persone che vivono a centinaia di chilometri dal mare e quindi dopo le ricerche di più anni hanno scoperto che si sviluppano questi anticorpi anche in una zona molto più vasta. Se questa situazione viene poi trasferita nell'Adriatico del Nord, in qualsiasi punto noi sistemassimo questi gassificatori, sia dalla parte italiana che dalla parte slovena, il problema sarà molto più ampio di quanto si prevedeva, perché una valutazione dell'impatto ambientale come questa, che è fatta, che è di importanza nazionale, addirittura europea, non può tralasciare questi pericoli. Ecco, ci fermiamo un attimo e sentiamo anche l'opinione di un suo collega biologo di Trieste. Il servizio è di Claudia Raspolic. Carlo Franzosini è biologo della riserva marina di Miramare e si occupa di importanti aspetti scientifici relativi al rigassificatore. Io mi sono occupato dell'utilizzo di acqua di mare, che in questo impianto, in questa tipologia di impianti, è un utilizzo molto cospicuo, con grandi quantità, 600-800 mila metri cubi al giorno. Significa, in proiezione su un anno, il 5% della superficie del Golfo di Trieste trattata da cloro e trattata con acqua fredda che viene immessa nel Golfo di Trieste. L'utilizzo dell'acqua di mare, aggiunge, è una delle soluzioni alternative. La più banale è quella di utilizzare una quota del 1%, anche meno, del gas che viene conferito, trasportato nell'impianto, bruciarlo e ottenere da quello il calore che serve alla rigassificazione di tutto il GNL. Meno dell'1% basta a trasformare da liquido a gas tutto quello che è stato portato nell'impianto, senza utilizzare acqua di mare, quindi senza l'impatto del cloro e dell'acqua fredda. Chiaramente è una combustione, quindi c'è una emissione di CO2 e di ossidi di azoto che possono essere filtrati, trattenuti in camino e compensati con interventi di riforestazione, per esempio. Quindi rimane un saldo negativo per l'utilizzo di acqua di mare che riguarda la distruzione di forme di vita, plankton, uova, sostanza organica che viene tutta trattata con il cloro e restituita completamente sterile, e un ulteriore avvelenamento dell'acqua per via dei composti chimici che si formano nella reazione tra il cloro e la sostanza organica. Sono tutti elementi che sono omessi dalle valutazioni di impatto ambientale.
Tutti però abbiamo bisogno di energia. Un impianto a circuito chiuso che non utilizzi acqua di mare è sicuramente la soluzione migliore per l'Adriatico e il Mediterraneo, lì dove il ricambio di acqua è limitato. Fondamentale è la collaborazione con l'Istituto di Biologia Marina di Pirano. Quello che ho appreso dai colleghi del Laboratorio di Biologia Marina di Pirano è l'impatto dovuto alla risospensione dei sedimenti del traffico navale in approccio a Trieste, dove i fondali si alzano e sono contaminati da metalli pesanti, tipicamente il mercurio. Il loro studio ha dato un complemento alle nostre osservazioni al Ministero dell'Ambiente per la parte che riguarda la rimessa in sospensione di sedimenti contaminati che verrebbero risollevati soprattutto dal flusso di acqua dell'Elica proiettato sul fondo. Ecco, abbiamo sentito di un altro problema molto presente che rischia di diventare anche molto rischioso per i nostri fondali ed è quello del mercurio. Può spiegare un po' questa situazione? Reka Soča il fiume Isonzo assieme ai suoi affluenti già da anni porta il mercurio dalla zona di Idria che è molto ricca di questi minerali contenenti mercurio. Non si tratta soltanto di questo, bisogna parlare anche un po' di storia. Si sa che a Idria non c'era il mercurio soltanto in miniera, ma anche oggi c'era un mercato nero anche in passato, perché il mercurio era indispensabile per la realizzazione di alcuni elementi per le armi da sparo, quindi anche per questo Napoleone era molto di manica larga con questa parte della Slovenia e era pronto anche a intervenire con finanziamenti anche per gli abitanti di questa zona per tenerseli cari. Quindi nella zona c'è moltissimo mercurio anche nelle montagne, nei fiumi, quindi questo è un dazio che dobbiamo pagare caramente ancora oggi. Questo metallo pesante viene trasferito con i fiumi proprio nell'Adriatico settentrionale, che è abbastanza ricco relativamente di questo metallo pesante, che poi rimane nei sedimenti in profondità e non minaccia la salute umana finché sta lì. Quando invece noi facciamo dei movimenti, specie quelli delle navi che entrano e escono dai porti, quindi alzano questi fondali, questi depositi sui fondali, e pur essendoci anche la possibilità di grandi lavori edili per la costruzione di questi impianti di gassificazione, la situazione peggiorerebbe molto. Sappiamo che l'argento vivo, il mercurio, può anche essere presente in forma di aerosol e quindi trovarsi anche nelle nostre vie respiratorie, in quelle dei nostri bambini. Non è una cosa da trascurare e anche questo avrà un influsso sulla salute della gente. Torno di nuovo al discorso della lettera che ha inviato alle varie istituzioni. Lei in questa lettera ha richiesto anche le dimissioni del Ministro della Sanità. Ha avuto risposta a questa missiva oppure no? Non ho ancora ricevuto nessuna risposta, in effetti né dal Presidente del governo italiano né dal Presidente del governo sloveno, da nessuno dei ministri, dal Ministro per gli affari esteri e del Ministro per le infrastrutture, che ho invitato a esaminare dettagliatamente quanto scritto in questa lettera, e naturalmente l'Unione Europea,
ha anche ricevuto delle lettere di protesta, una nota di protesta da parte mia. Non si tratta soltanto di una nota di protesta, ma si tratta di un'educazione, quindi fornisco degli elementi molto chiari, scientifici, che probabilmente vanno valutati, e questo richiede anche del tempo, perché non va soltanto letta, ma va senz'altro approfondita, e ci si dovrà anche poi, si dovrà cercare anche dei pareri di altri esperti per poterla comprendere pienamente. Perché il Ministro della Salute? Perché vede, la Repubblica di Slovenia ha posto una struttura nella quale ha inserito anche vari scienziati di vari settori che al governo precedente, quello attuale della Slovenia, sarebbe stata in grado di fornire delle spiegazioni. E noi abbiamo detto che il primo punto della valutazione di questo impatto ambientale è quella che parla proprio della salute delle persone, l'influenza sulla salute delle persone. Quindi il Ministro, con la sua equipe e anche i suoi predecessori, ha posto un'equipe che non è in grado di effettuare questo studio in maniera valida, e quindi il Ministro è qui responsabile di questa scelta, e questo caso è un caso proprio esemplare nel quale il governo della Repubblica di Slovenia dovrebbe chiedere al Ministero per la Salute una risposta e cambiare la struttura di questi esperti, ma è l'unica istituzione in ambito sloveno che si cura della salute pubblica. Già prima abbiamo detto che se si avesse la costruzione di questi impianti, gli epidemiologi sloveni e italiani riconoscerebbero che stanno aumentando le malattie, le problematiche della sanità delle persone. In base a questo avvierebbero degli studi, e il caso che ho menzionato prima del Golfo del Messico ha avuto un iter abbastanza lungo, ci sono voluti degli anni, finché da 5 a 10 anni per capire questa interferenza dei batteri sulla salute delle persone anche in zone più ampie. È un tempo che servirebbe anche qui, e dato che l'ecosistema marittimo è molto dinamico e in un periodo così lungo questi batteri potrebbero svilupparsi con influenze diverse sulla salute delle persone, significa che lo studio richiederebbe ancora più tempo, e quindi se fra 10-15 anni potremmo constatare che dalle due parti del confine, anche nell'entroterra molto più vasto, questi terminal hanno un'influenza molto negativa sulla salute delle persone, quanti i mezzi sono stati impiegati per la cura di queste persone, dei bambini, degli anziani, delle persone più sensibili, e quindi questo richiederebbe una chiusura di questi impianti. Ci sono già casi precedenti. È una cosa che potremmo evitare in maniera molto saggia, senza perdere tanto tempo, tante spese, e quindi un passo che dovrebbe essere fatto dal Ministero per la Salute, che dovrebbe comportarsi in maniera molto più stretta per quanto riguarda la salute pubblica. Io la ringrazio. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è già terminato. Grazie tanto. Spero di essere riuscita a spostare un po' il problema in avanti. Dunque dei rigassificatori sicuramente sentiremo parlare ancora molto, perché è difficile arginare gli enormi interessi economici delle aziende coinvolte. Ringrazio i gentili telespettatori che ci hanno seguito e vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Tutt'Oggi Attualità, come sempre alle 19:30. Buona serata.